impianti e strisce notizie. Ora gira, fermi, azione. Vabbè, di sicuro non credo di sapere quali possono essere le chiavi, altrimenti le avrei già comprate, però posso provare ad immaginarle qualcuna. Di sicuro credo essere sinceri, essere se stessi, il saper raccontare quello che si canta rispetto ai testi, ma soprattutto la cosa importante secondo me è quella là di metterci il cuore nelle cose che io faccio. Infatti ci ho detto che dice, per fu cantante ci vanno 100 grammi voce e 1 chilo cuore. Io come cantante a cui mi ispiro di più, se proprio devo fare un nome, posso dire il grande Nino D'Angelo, perché dalla mia esperienza vissuta in questa carriera artistica, da quello che ho potuto capire, esiste la musica che piace al pubblico e la musica che piace al cantante. E devo dire che Nino D'Angelo nella sua carriera artistica ha cantato le canzoni che piacevano al pubblico e l'hanno portato al successo e al personaggio importante che lui oggi è. Però poi durante questa sua carriera, questo suo percorso artistico, subito dopo queste canzoni che piacevano al pubblico ha cantato le canzoni che piacevano a lui, le ha fatte accettare a quel suo stesso pubblico e c'è stata questa sinergia che l'ha portato ad oggi ad essere ancora sulla cresta dell'onda, e io cerco almeno di prendere quella direzione. Poi un giorno sarà il pubblico a decidere se io sarò all'altezza oppure no. Io se proprio dovrei trascorrere una giornata con un artista preferirei, come dicevo prima, il grande Mario Merola, proprio per il fatto che non ho avuto la possibilità di conoscerlo, di stringergli la mano. Cioè avrei tante cose da chiedergli, tanti consigli, mi farei proprio coccolare, diciamo, da queste sue belle cose, dei suoi aneddoti, però purtroppo questa resta solo pura immaginazione. Su 3 minuti che ti cagni nella vita. Questa è quella citazione che mi è rimasta impressa e la ripenso ogni volta che esce qualche canzone di successo, perché secondo me il successo vero è casuale e inaspettato.